e poi dobbiamo tornare al nostro lavoro in Italia. In moramo se pač vrniti na naše delo v E Italiji. allora cerchiamo di fare il più possibile insieme. In bomo skušali čim več narediti skupaj. Quello che possiamo affrontare To, kar lahko pač sodelujemo, è molto ampio. je zelo široko. Possiamo parlare in maniera generale, Lahko govorimo generalno, nasplošno, in maniera particolare di dinamica, čisto specifično, in maniera approfondita delle tecniche, poglobljeno v tehnike, ma possiamo inserire tutto questo nel contesto, nello scenario generale, ampak to vse skupaj lahko damo v širši kontekst. quello vero, delle energie, delle forme e delle forze. Ste resnični v energije, sile in Forze. sile, no? Tutto questo richiede molto tempo. Vse skupaj pač zahteva veliko časa. Qui è un seminario di 4 ore To je seminar 4 ur con la traduzione, z prevodom, non la simultanea, ne simultano. e allora per me sono 2 ore. Za njega so to 2 ure. È molto difficile in poco tempo affrontare tutto. Je zelo težko v kratkem času. E poi io all'inizio ho fatto delle domande Na začetku je dal nekaj vprašanj e ho visto che siete molto poco omogenei. in je videl, da ste malo homogeni. Ci sono biodinamici, So biodinamiki, biologici, ekološki kmetje, convenzionali. konvencionalni kmetje. E per ognuno sarebbe da fare un'esposizione diversa. Vsak bi rabil drugačno predavanje. E allora io vi chiedo un grande sforzo, Prosim vas za večji, lo faccio anche io un grande sforzo, vedite, da se bolj angažirate, per fare il meglio possibile. da pač čim več od tega odnesemo. Normalmente noi facciamo dei corsi che durano 6 mesi Delamo pač tečaje, ki trajajo po 6 mesecev e Vesna mi sta facendo pressione. in Vesna pritiska. Pasquale, parla di questo, 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 parla di questo. Pasquale govori o tem. Io non posso fare miracoli, ovviamente, Ne morem delati čudežev, il tempo è pochissimo, čas je kratek, cerchiamo di fare il meglio tutti insieme skušamo vsi skupaj narediti čim e več. quindi voi siete molto bravi, mettiamoci molta attenzione. Imejmo bolj, bodimo vsi skupaj bolj osredotočeni. Importante che oggi io possa passare un po' di impulsi. Pomembno je, da vam lahko lansiram nekaj impulsov. Poi abbiamo anche un tempo per le domande, Potem imamo nekaj časa za vprašanja. quindi se qualcuno vuole, vuole informazioni più specifiche, più profonde, più tecniche, Kdo hoče informacije bolj tehnične, specifične, può farle dopo. lahko na koncu. Però io non posso parlare di cose molto molto specifiche se abbiamo agricoltori convenzionali che non le capiscono. Ne morem pač o specifičnih Devono essere stvareh portati un po' alla volta a capirle. govoriti, ker so tudi pač Però konvencionalni. lo faremo il nostro meglio. Qualche mezzo miracolo lo facciamo, un miracolo intero no. Na pol čudeža naredili. Così facciamo contenta questa signora che si Tako chiama. bo Vesna zadovoljna. Bene, anzi, se fate i bravi, poi vi faccio anche un regalo. Potem na koncu vas čaka še nagrada, darilo, če boste pridni. Un regalo un po' di allegria Nekaj veselja, e anche una qualcosa di molto molto importante. nekaj, kar bo zelo pomembno A livello di impulso soltanto. na nivoju impulza. Allora adesso parliamo del sovescio, Zdaj bomo govorili o zelenem che è una vragu, tecnica molto importante per l'agricoltura biodinamica. ki je zelo pomembna tehnika za biodinamike. Il sovescio, in parole povere, è dar da mangiare
alle forme di vita del terreno. Zeleno gnojenje pomeni, da pač vnašamo hrano z življenjem v tleh. Possono essere, si piantano delle essenze. Sejemo sline. Il solescio può essere di monospecie, Lahko je pač iz ene rastline. oppure molto meglio il solescio misto. Bistveno boljše je pa zeleno gnojenje miks, ne, z več rastlin. Io ieri ho detto al corso che abbiamo fatto, al seminario che abbiamo fatto a Lubiana, che la differenza è come sentire una musica, una bella melodia. Da je razlika, ko imamo pač lepo melodijo. Grazie. Io ogni tanto faccio così. Suonata da un solo strumento, Z enim samim inštrumentom, ad esempio il violino, ali pa recimo violina, è una bella musica, je pač una bella melodija, ma un solo timbro strumentale. ampak je samo en inštrument. Se suoniamo la stessa melodia da un'orchestra, Če enako melodijo igramo od abbiamo tutti differenti strumenti imamo različne inštrumente e tutti differenti timbri, in različne glasove. e questo è il solescio composto. In to je pač zeleno gnojenje. Questo è il solescio semplice, To je enostaven, questo è un solescio di rucola to je rukola, che porta salute nel terreno, la rucola, salute, ki prinaša zdravje v zemljo, sostanze di salute. substance zdravja. Questa è la senape e il rapano, sono due essenze, To so križnice, ma noi preferiamo molto di più i solesci misti. ampak on priporoča čim več rastlin v zelenem gnojenju. Questo è proprio un mio campo. To je prav njegovo področje. Io ho lavorato molto sui solesci, Veliko je delal na zelenem gnojenju, su capire le combinazioni, da je razumel pač različne težave. mi hanno anche dato una laurea honoris causa su questo. Je tudi pač diplomiral iz Ma non è zelenega importante, gnojenja. è importante invece che Ni pomembno to. quello che io ho capito Pomembno je, kaj je razumel. che non c'è una formula, Ni ene formule, non c'è una ricetta, ni enega recepta, ma c'è il principio generale ampak je generalni princip dell'orchestra orkestra. e quindi di utilizzare molte essenze insieme. Se pravi, uporablja čim več različnih rastlin skupaj. Adesso vi faccio vedere alcune immagini che voi potete, alcune essenze le conoscete senz'altro. Zdaj bomo nekaj pogledali. Qui ad esempio al primo piano c'è la fava, Bob je, poi c'è anche molto pisello, oltre che esserci prvi grah, cereali. žita. Vedete anche i fiori, anche importanti i fiori. Pomembni so cvetovi. Poi alla fine andremo a capire anche perché i fiori. Bomo tudi potem na koncu povedali zakaj. E qui, come ho detto prima, ci può essere allora il solescio viene macinato e poi parzialmente incorporato al terreno. Najprej smulčimo zeleno maso in potem inkorporiramo delno v tla. E dopo si coltiva gli ortaggi o altre cose. Potem se pač po zelenem gnojenju gojimo druge kulture, zelenjavo in drugo. Se il terreno invece non viene mosso come nei frutteti, Če teren pač ne obdelamo kot v sadovnjakih, allora si fa questo tipo di inerbimento. lahko zatravimo ta medvrstni prostor v L'erba viene soltanto tagliata e lasciata lì sul posto. tako da potem zeleno maso samo pokosimo in pustimo da na mestu. Ecco, questa è la macchina che lo taglia. To je mulče. Adesso vado velocemente su alcune varietà. Questa è una leguminosa, è una Crotalaria iungea, To je stročnica, erba medica, ginestrino,
adesso non so i nomi Ginestrino, però vediamo soltanto le immagini. le tulnice sono grandi, vuole krmigra, Soltanto per capire che sono molte le essenze che si possono lavorare. Vuol dire che sono molte le essenze che si possono lavorare. razna žita, trave, Queste sono graminacee rž, e queste sono crucifere. križnice, Crucifere. Oljca je ogrščica, oljna ogrščica. È importante la famiglia. Pomembna je vaša družina, da je čim več različnih družin. Ombrellifere. Pacelja, sončnice, Ombrellifere. kubuljice. Ombrello. Kubuljice, ajda, lan. Io qui ho fatto una lista dove ho diviso per famiglie. Tukaj so po družinah razdeljene rastline. Ho detto prima che non è importante quale tipo mettiamo di essenza nel sovescio, ma che è importante l'orchestra, il mix. Spet je pomemben pač ta miks rastlin, ne? To je najbolj pomembno. E che bisogna però tenere in considerazione che in questo mix dobbiamo avere molte leguminose. Imeti moramo več tulnic v Perché miksu. sapete bene che le leguminose lavorano con dei batteri in simbiosi. Leguminoze pač delajo z bakterijami v simbiozi. Gli azotobacter che portano Vežejo dušik zraka. dell'atmosfera del terreno. E mentre sono anche importanti le graminacee, Žita so tudi sono anche pomembna. importanti In trave. perché portano silicio e informazione di luce. Unesejo tla silici in informacijo luči. Sono anche importanti le brasse.